svolta shock nell'inchiesta sull'incidente di Povegliano, il giovane che pare abbia sterzato di proposito uccidendo una donna, ora arrestato per lo stupro della fidanzata che lo voleva lasciare. Sparò al ladro per poi caricarlo in auto e abbandonarlo a qualche chilometro da casa, condanna a 5 anni confermata per il macellaio padovano Onichini, la procura chiedeva l'assoluzione. Incidente a bordo di un peschereccio nella notte al largo di Chioggia, forse per un malore un uomo cade in acqua disperso in mare, ricerche in corso. Promessa del nuoto, instancabile lottatore in vasca e ragazzino amatissimo dai compagni, il ricordo di Manuel Paulon morto ieri con la sua moto, lutto cittadino a Meolo. Il decreto rimborsi per i truffati dalle banche venete c'è, nel silenzio totale dopo mesi di polemiche il provvedimento di governo diventa attuativo, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. È follia pensare di portare le grandi navi a Marghera così inquinata da essere la Fukushima del Veneto, parole del grillino Berti a Ring sulle quali ora è bufera. Grande emozione per i preparativi del raduno Triveneto 8:30, penne nere che tornano sui luoghi della memoria della propria naia e là dove nacque la protezione civile. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In apertura l'evoluzione dell'inchiesta sulla morte a Povegliano nel Trevigiano di Giuseppina Lobrutto nello scontro frontale con l'auto condotta da un 22enne di Quinto che potrebbe avere compiuto quella manovra volontariamente. Il ragazzo è stato raggiunto in ospedale da un'ordinanza di custodia cautelare e le accuse a suo carico sono gravissime. È stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati per i quali si ipotizzava nella ipotesi più grave appunto che ci potesse essere la contestazione e la procura ha ritenuto di contestare l'omicidio volontario e il tentato omicidio della ragazza, per cui il giudice, ritenendo che vi siano esigenze cautelari, ha disposto la misura massima. Omicidio volontario, tentato omicidio, ma anche stalking e violenza sessuale nei confronti della sua ragazza. È un quadro accusatorio pesantissimo, quello che la Procura della Repubblica contesta al 22enne di Santa Cristina di Quinto, che venerdì sera era al volante dell'auto che si è scontrata frontalmente con la vettura su cui viaggiavano Giuseppina Lobrutto, 62 anni, morta sul colpo, e il marito Flavio Cagnato, rimasto ferito. Manovra che per la fidanzata, una giovane parrucchiera 21enne di Arcade, avrebbe compiuto volontariamente per ammazzare forse entrambi. Dalle 14 di oggi il ragazzo è piantonato da 4 agenti in ospedale. Il suo difensore lo incontra una prima volta, esce dal cafoncello, poi rientra subito avvisato dell'arrivo della polizia. Il 22enne dice non è ancora nelle condizioni di ricostruire dettagliatamente l'accaduto, ha frattura entrambe le gambe e domani sarà operato. Quello che posso dire è che assolutamente esclude di poter aver mai solo pensato a un gesto di questo genere. Questo è qualcosa che non solo l'ha detto esplicitamente ma che traspare chiaramente da quello che sono i suoi discorsi. Prima della notifica dell'ordinanza il legale non ha ritenuto di approfondire la versione dei fatti del ragazzo. Adesso necessariamente dovremo chiaramente approfondire e valutare questi aspetti perché certamente il ragazzo risponderà al giudice, chiaramente se le sue condizioni lo permetteranno. Della ragazza le ha detto qualcosa? Ma mi ha riferito che la mamma della ragazza il giorno in cui lei era ricoverata è andata a salutarlo, era molto serena. Questo insomma mi lascia un po' perplesso rispetto alle dichiarazioni che la ragazza avrebbe reso nell'immediatezza, ma saranno elementi di valutazione successiva. Nel frattempo la morte di Giuseppina Lobrutto ha lasciato nello sgomento tutti i vicini di casa nel quartiere trevigiano di San Pelaio. Il funerale della donna verrà celebrato venerdì pomeriggio. Non so cosa dire. È proprio una tragedia. La morte improvvisa di Giuseppina Lobrutto ha sconvolto tutti i residenti del quartiere di San Pelaio, dove la 62enne era molto conosciuta e stimata. Tutte le mattine ci salutavamo dal balcone, mi manca tantissimo, era una bravissima persona. Fra queste case di via Bachelet si conoscono tutti da oltre 33 anni, quando decisero insieme di edificarle grazie ad una cooperativa. E qui, fra i vicini e amici, Giuseppina si era fatta apprezzare per la sua solarità e simpatia. Attiva, cioè tutto il meglio che uno possa pensare. Una bella persona,
Inevitabile pensare all'amicizia di una vita spezzata in pochi secondi nel cuore della notte per colpa di un incidente, una tragedia che vi ha lasciato senza fiato. Ma senza fiato, indescrivibile, ma non possono succedere queste cose, non possono, questi ragazzi devono ragionare un po' meglio. La tragedia è anche più amara del previsto quando il pensiero passa al compagno di una vita, il marito 68enne Flavio Cagnato, che viaggiava con lei a bordo della Toyota Yaris contro cui si è schiantata l'Alfa Romeo. L'uomo è tuttora ricoverato al Caffoncello e riceve quotidianamente la visita di parenti e amici. Lui è distrutto proprio. Il dolore è normale per tutti in queste occasioni. Per lui vale un po' di più, nel senso che è più amplificato. Vivevano l'uno per l'altra. Sì, assolutamente. Si amavano moltissimo. Sì. Beh, lui non poteva fare a meno di lei. Sarà dura per lui. Per lui sarà durissima. Potrà andare, secondo lei, al funerale di sua moglie? Sì, lui ci andrà. Il funerale di Giuseppina Lobrutto si celebrerà venerdì pomeriggio. Il feretro partirà alle 14:45 dall'obitorio per dirigersi nella sala del commiato del cimitero di Santa Bona. Andiamo ora a Venezia perché poco fa è stata pronunciata la sentenza nel procedimento nei confronti del macellaio padovano Walter Onichini, accusato di avere sparato ad un ladro ferendolo gravemente. Ci aggiorna quindi al telefono Filippo Fois. Buonasera Filippo. Buonasera da Venezia, è una sentenza che farà sicuramente discutere, quella che è stata emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, che ha confermato la condanna a 4 anni e 11 mesi di reclusione per Walter Onichini, il capo di imputazione tentato omicidio. Ricorderete bene la vicenda di Walter Onichini che sparò a un ladro che si era introdotto nella sua proprietà. Ebbene, farà discutere questa sentenza per vari motivi. Il primo, il principale, è che nella prima seduta in Corte d'Appello, che si era tenuta ad aprile, il procuratore generale di Venezia, Giancarlo Buonocore, aveva chiesto di commutare il capo d'accusa da tentato omicidio a eccesso di legittima difesa. Quindi un'imputazione per lesioni colpose, per le quali però per procedere è necessaria una querela di parte che in questo caso mancava, quella per l'appunto del ladro ferito. In altre parole si chiedeva sostanzialmente quindi la soluzione dell'imputato. Questa mattina il processo si è aperto attorno alle 10:30, erano previste le relazioni sia del procuratore generale che della difesa e il presidente dell'appello Cittelli invece ha annunciato che la Corte si sarebbe immediatamente riunita in Camera di Consiglio, dove poi è rimasta per parecchie ore, per uscirne praticamente un'ora fa. E qui c'è stata un'altra polemica, perché se il procuratore generale intendeva fare alcune considerazioni anche alla luce della nuova normativa sulla legittima difesa, sempre a proposito del caso specifico di Walter Onichini. Walter Onichini, che è uscito dall'aula estremamente provato, ha pronunciato pochissime parole, una di queste è stata: in Italia è più conveniente essere un ladro. Con questo per ora da Venezia è tutto, vi restituisco la linea. E sentiamo ora le interviste raccolte proprio pochi minuti fa in Corte d'Appello a Venezia dal nostro Filippo Fois. Sentiamo. Te lo aspettavi? Che cosa hai pensato in tutte queste ore? Sicuramente non me l'aspettavo e penso sia una cosa a dir poco vergognosa. Basta. Noi eravamo convinti che ci fossero tutti gli elementi per ritenere non colpevole il signor Onichini, anche alla luce della precedente formulazione della legittima difesa, anche sotto l'aspetto putativo. Vediamo che cosa scrivono. Adesso è difficile fare un commento, c'è la delusione per una decisione che ha in pieno confermato la sentenza di primo grado, che abbiamo giudicato, ma non solo io della difesa, anche la Procura Generale, non corretta. È del tutto fisiologico che si possa dissentire dall'opinione del Procuratore Generale, vi è più una materia così delicata, così in parte anche oggetto di innovazione legislativa recente.
E torniamo ora sul dramma di Meolo. Manuel Paulon, morto ieri mattina a soli 16 anni dopo essere uscito di strada con la moto. Era una giovane promessa del nuoto. Oggi siamo andati nella piscina dove si allenava ogni giorno. Quante bracciate ha fatto in questa piscina, Manuel? Oddio, tante. In media nuotavamo dai 5 km, 6 km al giorno, per cui tante, ma sicuramente più sorrisi che bracciate, quindi ho innamorato di questo sport. Il nuoto era la sua vita e questa piscina un po' la sua seconda casa. La scuola al mattino e poi subito in vasca a nuotare, d'estate allenamento doppio. Perché Manuel Paulon, che avrebbe compiuto 17 anni il prossimo ottobre, ci credeva veramente. Aveva già manifestato l'idea di prendere il patentino per diventare istruttore di nuoto e poi anche allenatore. Ma senza bruciare le tappe. Qui alle piscine della Piave Nuoto di San Donà, in cui Manuel era tesserato da 5 anni, dirigenti e allenatori lo descrivono come un bravo ragazzo, solare, determinato, ma allo stesso tempo paziente. Era partito con il nuoto di fondo su distanze di 3 e 5.000 metri, da nuotare spesso in mare aperto, primo della società a cimentarsi sui 10.000 metri. Era un ragazzo che si poneva degli obiettivi, ma sempre alla sua portata, perché diceva che aveva molto tempo per poterli raggiungere tutti quanti. E avevo cominciato a raggiungere gli obiettivi dei campionati regionali, lui come sogno dei campionati italiani, e mi diceva sempre che per poi arrivare lì doveva passare a livello regionale. E c'era riuscito Manuel a qualificarsi per le regionali del prossimo luglio. Tutto andava secondo i piani, fino a ieri, quando, di ritorno proprio da un allenamento, i suoi sogni si sono infranti per sempre contro questo muretto. Tornava a casa Manuel con la sua nuova moto, fresco della patente ottenuta solamente venerdì scorso, ma qualcosa è andato storto ed in un attimo tutto è finito. E oggi nella piscina semideserta i suoi compagni erano increduli. Questa mattina, parlando con i ragazzi, prima di fare, ci siamo trovati stamattina come ogni giorno, un ragazzo che è venuto da noi da 20 giorni ha detto io era il ragazzo con il quale ho legato di più, quindi questo fa capire come lui riusciva ad unirsi alle persone con le quali si allenava. E proprio i suoi compagni di nuoto lo ricorderanno domani mattina, lanciando in aria dei messaggi legati a dei palloncini da bordo vasca. E in più vorranno creare una figura in ricordo, una M gigante all'interno della vasca proprio, che poi verrà ripresa da un drone, così un ricordo, una commemorazione, devo dire anche molto toccante. Io sono rimasto molto colpito da quando mi hanno detto questa idea, che è venuta proprio dai suoi compagni di squadra. La vita di Manuel Paulon, figlio unico di papà Gianni e di mamma Silvia, continuerà per così dire negli organi che i suoi genitori hanno deciso di donare, e il giovane nuotatore darà anche il nome ad un evento sportivo in suo onore. Il prossimo inverno riuscire a fare anche un memorial vero e proprio dedicato a Manuel. A Chioggia ora, dove continuano le ricerche del pescatore trentenne che è caduto in mare nella notte da un peschereccio. Vigili del fuoco al lavoro con la squadra dei sommozzatori insieme alla Capitaneria di Porto per ritrovare un pescatore trentenne disperso da questa notte dopo un incidente avvenuto sul peschereccio Laura Doria verso le 3. Sul posto sono giunti nella notte i vigili del fuoco e gli uomini della Capitaneria, allertati immediatamente dall'equipaggio composto da 4 persone che si trovava sul peschereccio in navigazione solitaria a circa 4 miglia dal litorale di Pellestrina. Fate una mezz'oretta, 40 minuti di come tempo, regolatevi voi, vedete come sono le condizioni e valutate. Hai pure che il boss? Alle ricerche hanno preso parte anche gli altri pescherecci, circa una decina, assistiti dalla motovedetta della Capitaneria di Porto di Chioggia e un'unità della Guardia di Finanza. Inizialmente si era parlato di uno scontro, poi però la dinamica è stata chiarita. Il trentenne sarebbe caduto in mare da solo. Continuiamo con la cronaca, ora andiamo nel Vicentino. È stato arrestato dalla polizia un giovane del Ghana che improvvisamente ha estratto un coltello e minacciato i dipendenti di un supermercato. Da poco gli è stato negato l'asilo politico. Era nei pressi di un supermercato quando improvvisamente ha estratto un coltello multiuso con la lama di 15 cm e ha iniziato a minacciare chi gli capitava a tiro.
Pomeriggio movimentato in via Mercato Nuovo, dove un giovane del Gambia ha costretto i poliziotti delle volanti della questura di Vicenza a un super lavoro. All'uomo, già noto alle forze dell'ordine, anche per aver dichiarato varie generalità in passato e anche età comprese tra i 23 e i 33 anni, è stata respinta la richiesta di asilo e nelle scorse settimane aveva presentato ricorso in appello. Si trova così in una sorta di limbo, è irregolare ma non può essere espulso. Gli addetti del supermercato, quando il giovane estrae il coltello, chiamano il 113. All'arrivo degli agenti si mostra sempre più agitato, minaccia un dipendente che cerca di fermarlo, poi fugge, scavalca una cancellata, cade sul cofano di una macchina e poi salta sul tettuccio dell'auto danneggiandolo, ma ormai è accerchiato. Gli agenti riescono a disarmarlo e immobilizzarlo, ma anche una volta accompagnato in questura si fatica a ricondurlo alla calma. Scatta così l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e minacce aggravate. Chiudiamo quest'ampia pagina di cronaca, torniamo ora a parlare del crack degli istituti bancari veneti perché ci sono buone notizie per i risparmiatori. Il governo ha avviato l'iter per sbloccare il fondo di risarcimento. Per gli addetti ai lavori è un punto di non ritorno e un'ottima notizia. È stato pubblicato infatti nella Gazzetta Ufficiale il primo decreto ministeriale sui risarcimenti agli azionisti e agli obbligazionisti colpiti dai crack bancari. Si tratta del primo dei 3 decreti necessari per avviare completamente la procedura di rimborso e che rende così operativo ufficialmente il Fondo Indennizzo Risparmiatori. Questa è una grande notizia in quanto si attendeva un iter parlamentare molto più lungo, invece questo governo del cambiamento ha invertito, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo decreto, ora ci sarà la conversione in legge. Ora, entro 20 giorni, dovrà essere attivata in rete la piattaforma informatica che consentirà ai risparmiatori di compilare i moduli e inviare i dati necessari per le richieste di risarcimento. Soddisfazione espressa anche dal sottosegretario del Ministero di Economia e Finanza, Massimo Bitonci, secondo cui ora sarà possibile il rimborso diretto per il 90% degli interessati. Con questo decreto i risparmiatori possono già iniziare a prepararsi a fare l'accesso al fondo. È per questo che noi sabato abbiamo già organizzato con i nostri associati una delle prime riunioni dove spiegheremo tutti i documenti da preparare. Gli altri risparmiatori invece potranno accedere all'indennizzo tramite una sorta di arbitrato, passando da una commissione tecnica che, precisa Bitonci, non vuol dire assolutamente arbitrato su ogni singola domanda. Se poi si raggiungerà un accordo con l'Unione Europea si potrebbe salire a un tetto di 200.000 euro investiti invece dei 100.000 attuali. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, noi ci rivediamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Parliamo ora di grandi navi, dura reazione dell'assessore regionale Marcato nei confronti del pentastellato Jacopo Berti dopo le sue dichiarazioni su Marghera. La politica non si accorda sulla questione del passaggio delle grandi navi. Acceso dibattito con duri scambi d'accuse anche tra Movimento 5 Stelle con Jacopo Berti, che ha definito la zona di Marghera interessata una Chernobyl d'Italia, e l'assessore regionale leghista Roberto Marcato. Sentire un rappresentante delle istituzioni, un consigliere regionale pagato dai veneti, affermare che Porto Marghera è una Chernobyl, evocando ovviamente situazioni drammatiche che hanno visto nelle radiazioni nucleari portatori di morte. Ecco, paragonare Porto Marghera a questo è assolutamente da irresponsabili, e voglio essere molto elegante nell'usare questo termine, perché immaginate voi se questa definizione dovesse finire nei canali di comunicazione del web e finire oltre regione e nei circuiti turistici mondiali. Ma davvero un rappresentante può arrivare a fare queste affermazioni? A questo punto Marcato si chiede se il Movimento 5 Stelle abbia qualcosa contro la nostra regione. Tutti stiamo lavorando con le sezioni di categoria per rilanciare quest'area che è strategica per il Veneto e per l'Italia, strategica, perché da un punto di vista logistico quest'area non ha eguali al mondo, Ecco, stiamo tutti lavorando per rilanciare, dare una prospettiva diversa a Porto Marghera, e questi qua
se ne escono con queste definizioni, no? La Chernobyl, tra l'altro Porto Marghera vuol dire Venezia. Immaginate voi che io, se fossi la sezione di categoria, chiederei i danni a una persona che fa queste definizioni in questi ruoli. La domanda che sorge spontanea è: che problemi hanno il Movimento 5 Stelle contro il Veneto? E io vorrei sapere che problemi hanno, perché volevano metterci i bastoni fra le ruote nella Pedemontana, hanno bloccato la TAV, adesso con le grandi navi, cioè io voglio capire che problemi hanno contro il Veneto. E torniamo ora a parlare del raduno Triveneto delle Penne Nere, raduno che Antenna 3 seguirà ampiamente, oltre che con la sfilata di domenica, anche con 2 appuntamenti speciali, venerdì e sabato sera dalle 21:15, con 2 puntate speciali appunto di ring dedicate al raduno Triveneto, raduno al quale si stanno preparando a partire migliaia di penne nere. Vediamo. La Carnia è una terra aspra, faticosa, dura, è una terra di montagna dove il cuore e solo con il cuore si va oltre l'ostacolo. È una località che è nel cuore di tutti gli alpini veneti, perché molti, la maggior parte di essi, hanno svolto il servizio di leva nelle caserme di Tolmezzo, di Chiusaforte, di Tarvisio, di Paluzza, quindi molti alpini che non sono mai neanche venuti a partecipare a questi raduni probabilmente verranno proprio perché sono legati alla memoria di aver svolto un anno della loro vita in quei territori. Raduno Triveneto delle Penne Nere, gli alpini veneti si stanno preparando al secondo appuntamento più importante dopo la dunata nazionale, un raduno che sarà particolarmente partecipato quest'anno vista la scelta della località Tolmezzo. Per noi è il cuore dell'alpinità perché è la sede della Brigata Alpina Giulia e il bacino di reclutamento della Brigata Alpina Giulia era il Friuli Venezia Giulia, ma molto anche pescava a Treviso, e quindi molti di noi conoscono quei territori, siamo legati da ricordi anche purtroppo tragici come quelli del terremoto del 76, che vide purtroppo mancare più di una trentina di alpini che persero la vita durante il crollo di una palazzina della caserma di Gemona, la caserma Goi Pantanali. Per noi quindi è stato il primo impegno nel dopoguerra di vera protezione civile. Da lì partì la protezione civile, il governo nazionale guidato da Andreotti con Zamberletti istituì proprio grazie all'esempio degli alpini che intervennero subito per poter soccorrere le popolazioni. Territori questi della Carnia che stanno particolarmente a cuore a tutte le penne nere. Con numerosi cori dei trevigiani saranno e si esibiranno nelle località non solo di Tolmezzo ma anche di Timau, di Paluzza e di altri territori della Carnia. Sfileremo domenica mattina verso le ore 12 probabilmente, l'afflusso sarà sicuramente importante, ci saranno anche dei muli perché per noi costituiscono sempre un esempio un elemento di tradizione a noi molto caro. Molti gli alpini trevigiani che si stanno preparando per partire e partecipare alle numerose manifestazioni organizzate per la 3 giorni della Triveneta. Un ragazzo del Tolmezzo che oggi ci ricorda e ci rappresenta il sacrificio dei nostri giovani in servizio. Ci ricorda che il pericolo del servizio è dietro l'angolo, meritano tutto il nostro affetto e la nostra considerazione. Viva gli alpini e viva le stelle alpine! È tutto per questa edizione, vi ricordo 20:10, questa sera subito dopo i telegiornali in studio Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle. È tutto dunque, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione sull'Italia, sarà dunque un giovedì soleggiato e caldo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio del 13 giugno. Sul Veneto sarà una bellissima giornata di sole su tutti i settori e il cielo si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime comprese invece tra 27 e 31 gradi. Stessa situazione meteorologica anche per il Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso infatti sarà soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso su tutte le province, non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime oscillanti tra i 26 e i 30 gradi.
Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi dappertutto. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, massime tra 29 e 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.